Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, io non so se la dirigenza effettivamente si diverta a vedere i miei video e smentirmi prontamente, tant'è che dopo che ho pubblicato lo scorso video in cui vi parlavo dei acquisti intelligenti da parte del Cagliari, degli acquisti che avevano una logica e che stranamente erano anche interessanti, tralasciando Gaetano, per cui da quanto si legge sembrerebbe che il Cagliari voglia seriamente prenderlo, ma sia intenzionato perlomeno ad abbassare il prezzo o cercare di dilazionare il pagamento, tant'è che si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni, quindi un prestito che saremmo obbligati a spendere soldi l'anno prossimo. Detto che se tu retrocedi te ci voglio vedere l'anno prossimo a spendere 9 milioni di euro, ma tralasciando questo, ovviamente l'argomento cardine è il portiere, perché tutti sappiamo che c'era Silvestri in ballo. Si parlava di Marco Silvestri come rinforzo per il Cagliari in vista di un Radunovic uscente. Si parla di Bari per Radunovic, staremo a vedere se andrà lì. Comunque serve un secondo portiere e secondo me, fatemi togliere sto fregno, mi scordo sempre di levarlo. Silvestri, animaccia sua, Silvestri non è per niente male come profilo, perché niente, non ce la faccio. E che cazzo, sta sedia è comoda, ma ok. Silvestri è ottimo come secondo portiere, però avevo dei dubbi su di lui, non per le qualità del giocatore in sé, che secondo me sono ottime, specialmente per un secondo portiere, più che altro per il fatto di essere un profilo che, per quanto abbia 33 anni, lui credo voglia essere la pedina più importante, non voglia fare il secondo portiere, perché se volesse fare il secondo portiere sarebbe rimasto ad Udine, senza troppi patemi d'animo. E quindi sono sempre stato dubbioso sotto quel punto di vista, ma l'avrei sicuramente avallata come operazione, perché ne saresti uscito notevolmente rinforzato. Dai via Radunovic, ti prendi Silvestri e secondo me il reparto della porta era sistemato. Ora, io dopo aver detto questo, cioè veramente ragazzi, mezz'ora dopo aver pubblicato il video, ma forse anche prima, mi arriva una notifica sul telefono. Scerri è in procinto di arrivare a Cagliari. Il mio primo ragionamento è stato: ma chi cazzo è Scerri? Penso come tutti, perché non lo conosciamo, cioè a meno che uno non è esperto di calcio albanese, non lo conosce. Io sinceramente pensavo fosse un giocatore di movimento. Poi vado a leggere l'articolo e leggo che è un portiere. Tant'è che in questo momento, e vi sto parlando di lunedì 22 luglio, al momento sono le 11:03 di mattina, fatto sta che lui questa mattina aveva le visite mediche a Villa Stewart qua a Roma. E dopodiché andrà a firmare un contratto per il Cagliari. Le cifre sono banali, sono veramente banalissime, e forse capisco il motivo per cui è stato preso, perché 300.000 euro più il 10% sulla futura rivendita sono cifre veramente abbordabilissime che potrebbe spendere anche una squadra di Serie C. E non che ci sia del male a spendere cifre basse, ci mancherebbe. Cellino ci ha accampato non si sa quanti mercati spendendo, ma proprio esagerato, 1 milione di euro, quindi non è quello il problema. Il problema è concettuale. Allora, noi non lo abbiamo ancora visto questo Scerri, perlomeno io non l'ho mai visto.
Se farà il secondo portiere, dubito di riuscirlo a vedere presto in campo, probabilmente nelle amichevoli precampionato, che non è che ci possono dire più di tanto di un giocatore. Io dico, visto che comunque il ruolo del portiere è un ruolo importante, anche abbastanza difficile, ma non sarebbe stato meglio andare a prendere una figura che il campionato italiano lo conosceva e non uno che ha giocato per tutta la sua carriera in Albania? Metto le mani avanti. È capace che noi con 300.000 euro ci siamo presi quello che diventerà il portiere più forte del mondo. Non lo metto in dubbio. Ribadisco, il problema è concettuale. Tu mi stai dimostrando sempre di più, e se sarà un buon acquisto un applauso all'area scouting, però mi sta dimostrando sempre di più come non ci siano criteri base per svolgere un mercato di Serie A, perché noi gli obiettivi ce li abbiamo alla cazzo. È palese, perché io, per dirvi, non ci sarebbe mai venuto, perché non ci sarebbe, perché è titolare. Però come un secondo portiere io mi vado a immaginare un Montipò, per dirvi, che è un ottimo portiere, specialmente per una squadra come il Verona. È un portiere dignitosissimo per la Serie A. Mi vado a immaginare profili magari tipo Mirante, che per carità ha 40 anni per gamba, però la Serie A la conosce. Audero, che non ti viene a fare il secondo. Io non sto parlando di nomi che sarebbero venuti a Cagliari, vi sto parlando di profili. Ok? Audero, uno come Audero, ma anche, che ne so, un Consigli che è retrocesso. Vi sto parlando di questo tipo di profili. Profili che hanno giocato la Serie A, conoscono il campionato e possono essere anche dei profili interessanti, possono mettere, se ci riescono, in crisi l'allenatore su chi deve essere il portiere titolare. Io andavo a cercare questo tipo di profilo. Non sarei mai andato a puntare su un profilo come Sherry, perché è un profilo di cui non si sa assolutamente nulla. Adesso, per chi non l'avesse mai visto, ve lo faccio vedere. Allora, ecco qua. Ok, ora mi vedete. Questo è il portiere, è il prossimo secondo portiere del Cagliari, Alan Sherry, giocatore albanese, classe 97, quindi nemmeno più di tanto giovanissimo, ma è comunque un anno più piccolo di me. Però comunque sta a poco meno di metà della carriera, perché alla fine la carriera dei portieri è un po' più lunga rispetto a quelli dei giocatori di movimento. Alto 1,97. Se andiamo a vedere la sua carriera, ragazzi, parla chiaro. Tra l'altro lo danno già come portiere del Cagliari. Io dubito sia arrivata l'ufficialità, ma andiamo a controllare. Dubito fortemente sia arrivata l'ufficialità. Però vabbè, si sa che Wikipedia, infatti, non è arrivata. Wikipedia la può modificare chiunque. Tra l'altro, quando è stata modificata la voce? Oggi alle 10:53, quindi 20 minuti fa. Ecco perché. Comunque, è un portiere che mi incuriosisce per il semplice fatto che in tutte le squadre in cui ha militato, stando a vedere le presenze, credo che qui abbia cominciato come secondo e poi come primo, ha tenuto il numero di gol più basso rispetto a quello delle presenze, che non è una cosa così banale e scontata, perché non tutti ci riescono. Però stiamo parlando del campionato albanese. Questa
è la società calcistica più antica in Albania e non so manco se gioca in prima divisione. Credo di sì. Ok. Non so se ci giocava all'epoca quando c'era Sherry. Poi il Laci, non ne ho idea, anche qui squadra albanese, e l'Egnatia o Egnatia, che è, se non mi sbaglio, la squadra che sta facendo più scalpore in Albania, perché è quella che ultimamente sta vincendo il campionato. Credo. Tra l'altro di recente ha perso pure un giocatore in campo, piccola nota a margine che non interessa, però vabbè. Dal 2022 è anche convocato nella nazionale albanese, però se davanti ai Thomas Strakosha io la vedo difficile. Tra l'altro tu mi vuoi andare a prendere un portiere albanese, visto che vuoi? Vammi a prendere Thomas Strakosha, perché se io vado a vedere le presenze lo scorso anno di Strakosha, ha fatto 2 sole presenze al Brentford ed è da 2 anni lì, e quest'anno è andato all'AEK Atene, quindi non lo potevamo prendere anche volendo, ma fino a qualche giorno fa AEK Atene non mi compariva. Fatto sta che io sarei andato a prendere Strakosha, perché la Serie A la conosce. Vedete, tra l'altro vi dico, è difficile avere i gol subiti inferiori al numero di presenze. Strakosha non ce l'aveva, ma era un portiere che conosceva bene il campionato. Che senso ha andare a prendere un giocatore? Tra l'altro lui è pure più giovane, Strakosha. No, è più vecchio, errore mio. Che senso ha andare a prendere un giocatore che la Serie A non l'ha mai vista, il campionato non lo conosce, ha fatto una sola presenza con la nazionale, ha giocato in un campionato di livello nettamente inferiore rispetto a quello della Serie A, e tu mi vai a prendere questo profilo e non mi vai a prendere uno come Strakosha, come Audero, come Montipò, come Mirante, come Consigli? Che senso ha? Io non lo riesco a capire, perché poi ci lamentiamo che le seconde linee non sono all'altezza delle prime, ma è normale, è normale. Poi ribadisco, è capace che questo diventa il portiere migliore del mondo, diventa una fusione tra Yashin, Casillas, Buffon e Neuer, non lo metto in dubbio. Però concettualmente stiamo parlando di uno che a 27 anni non è mai andato fuori dal suo orticello, e lo stiamo prendendo per 300.000 euro. Non lo so, sono veramente dubbioso, sono molto molto dubbioso. Io mi auguro che sia un buon... Tra l'altro, a quanto sia? Siamo a 13 minuti di video. Io mi auguro che sia un buon acquisto, me lo auguro vivamente, ma faccio fatica a immaginare che sia così. Faccio veramente molta fatica, perché secondo me di portieri interessanti ce n'erano, ma tantissimi. Tra l'altro, sono curioso di vedere insieme a voi il rendimento dello scorso anno. Credo le abbia giocate tutte le partite in Albania. Vediamo un po'. Lo scorso anno ha giocato, vediamo un po', 45 partite e ha subito, queste so, 44 gol, facendo 17 clean sheet, giusto? Sì. Non male. Tra l'altro, poi la squadra ha pure vinto il campionato. Qua vediamo, con la nazionale non ha praticamente mai giocato. Qua la qualificazione alla Conference League. Solo una partita ha fatto in panchina e un'altra squalificato per somma di ammonizioni.
Qua ha preso un gol, qua 0, qua ne ha presi 3, 1, 1. Beh, non lo so ragazzi. Non so sinceramente cosa pensare. Perché secondo me ci sono veramente tantissimi altri profili che potevano essere presi. Basta fare così, secondo me, eh. Allora, nazionalità Italia, così, giusto per fare in modo che compaiano più italiani. E... posizione porta. Non 200 milioni, facciamo fino a 5 fino a 5 milioni. Secondo me di portieri ce ne stanno. Il primo Audero. Falcone non ti sarebbe mai venuto a fare il secondo, però un profilo simile. Perin che vabbè non gioca a Juve, però come secondo portiere mica male. Terracciano a me non piace, ma un profilo simile. Sportiello, Brignoli, Cragno ha già dato abbastanza. De Planche, ma credo sia di proprietà del Milan. Silvestri, appunto. Gagno, che a me non dispiace il portiere del Modena, gli fa fare pure il salto di qualità e risparmi. Pigliacelli, che tra l'altro è della Magliana come me, ma ce n'erano veramente. Cerofolini, per niente male, lo togli dalla Serie B e lo fai ritornare in Serie A. Ce ne sono di potenziali portieri buoni. Gori, anche Gori non è male. Noi no. Noi abbiamo preferito andare a spendere 300.000 euro per un portiere di cui non sappiamo assolutissimamente nulla. E tutto questo dopo 10 minuti che io ho pubblicato il video. Me lo fanno apposta. È palese come me lo fanno apposta. Un mercato con logica non riusciremo mai a farlo. È palese. Perché tutto questo non ha senso. Molti sono sicuro che penseranno: ma tu critichi sempre. Io critico se c'è da criticare. Critico fortemente se c'è da criticare. Perché tu con 300.000 euro e un ingaggio penso veramente ridicolo ti vai a prendere un portiere di cui non sai nulla, quando spendendo non troppo di più, perché sotto al milione ti potevi prendere con costo del cartellino e ingaggio un portiere che la Serie A tranquillamente la conosceva o che conosceva banalmente il campionato italiano. Ma così non hai fatto, così non hai voluto fare. E io mi auguro fortemente che Scuffetta non abbia nessun problema di tipo fisico, nessun infortunio, niente di niente, che sia sano per tutto il campionato. Me lo auguro, perché io sinceramente un po' di timore ce l'ho. Comunque ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.